Un cinquantenne narese che ha avuto la figlia ricoverata al reparto Utine dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ha protocollato un'istanza per donare dei beni all'unità operativa di neonatologia diretta dal primario Maria Grazia Mula. Nella lettera loro inviata ha ringraziato i medici agrigentini, affermando come in un tempo in cui la fragilità si è fatta presenza concreta, ho trovato in voi non solo la competenza medica, ma anche umanità, responsabilità e dedizione autentica. La vostra scelta di assumervi la piena responsabilità del bene del paziente, mettendo sempre la sua vita e dignità al primo posto, è stata per me una testimonianza vivente di ciò che la sanità dovrebbe essere, cioè un luogo in cui l'etica professionale guida ogni gesto, ogni decisione, ogni cura. Un gesto di generosità da parte del cinquantenne narese per ringraziare il personale medico e sanitario. I beni da lui donati sono un letto di rianimazione col materasso, una culla, un fasciatoio e delle cassettiere, con una spesa di poco più di 9.000 euro. Il Narese vuole esprimere così profonda e sincera gratitudine all'unità di terapia intensiva neonatale di Agrigento per l'accoglienza, la cura e la professionalità con cui è stata assistita la figlia in un momento particolarmente dedicato della sua vita, un riconoscimento pubblico del valore e l'operato dei medici e infermieri del reparto. Spero, conclude la lettera, che possa essere d'esempio e monito a tutta la categoria, che il paziente sempre sia messo al centro con rispetto, competenza e umanità.